Diga del Vanoi. Pericolo stabilità per i versanti. L'assessore regionale Bottacin si schiera. Partecipiamo al dibattito, ma nessuna delle 4 soluzioni è a rischio zero. Questo il titolo principale che compare oggi sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Il giornale riporta le parole diffuse dall'assessore regionale Bottacin. Le analisi e le valutazioni condotte non consentono di assegnare alla realizzazione dell'opera un livello di rischio zero. Pertanto si manifesta la preoccupazione riguardo al potenziale rischio di stabilità dei versanti. È forte e chiara, sottolinea il Gazzettino, la posizione dell'assessore regionale Bottacin, che dice no alla diga del Vanoi, così come appare dalle 4 alternative progettuali. Si tratta di un serbatoio di 33 milioni di metri cubi d'acqua che verrebbe costruito tra il comune di Lamon e quello trentino di Castel San Bovo, imbrigliando il torrente Vanoi. L'esponente bellunese, fa ancora presente il Gazzettino, l'esponente bellunese della giunta regionale, svela tutti i dubbi e le osservazioni della regione, ricordando che il Veneto partecipa al dibattito pubblico sulla diga. Intanto il Comitato per la difesa del Vanoi e delle acque dolci annuncia il via a una raccolta di firma contro l'ipotesi di costruire appunto quest'opera idraulica, la diga sul torrente. Questa la notizia principale messa in evidenza dal Gazzettino di Belluno, ma ce n'è anche un'altra che merita in prima pagina il titolo a tutta larghezza: ex Safilo, Telios anticipa l'assunzione dei 250 dipendenti che erano appunto della Safilo di Longarone. Dopo l'operazione siglata l'anno scorso, spiega il Gazzettino, Telios doveva portare a termine l'assorbimento di circa 250 persone dell'ex stabilimento Safilo di Longarone, destinato a prendere il nome di Telios 3 e diventare una nuova area produttiva dell'azienda. Un'eredità importante e complessa da gestire, anche a livello di responsabilità morale, considerando che la stessa Safilo deve la sua nascita al territorio di Longarone, una eredità che sta per essere portata a termine. Ma andiamo all'interno del giornale e qui troviamo un approfondimento appunto sul tema della assunzione dei dipendenti ex Safilo. Mancano solo 6 ex dipendenti ancora in cassa integrazione, gli altri sono stati assunti dalla Telios in anticipo sui tempi. L'azienda punta sulle competenze specifiche ex Metallart, fondamentale per raggiungere alcuni risultati. E andiamo ancora avanti. Pastasciutta antifascista. Non ci saremo. Il patrocinio di Belluno e Feltro all'evento, in programma oggi a Busche per iniziative della CGIL, era stato concesso all'insaputa. Il sindaco di Belluno spiega com'è andata. Gli enti pensavano di aderire al convegno sul sociale, invece il logo è apparso sui manifesti della manifestazione che intende ricordare la fine del fascismo. La sanità ci trova tutti d'accordo, ha sottolineato il sindaco di Belluno De Pellegrin, ma qui è stato strumentalizzato di continuo ma qui è stato strumentalizzato di continuo qualsiasi tema divisivo. E la risposta certamente non favorevole, il commento non favorevole da parte della CGIL e della segretaria provinciale Denise Casanova, un cambio improvviso, forse suggerito da forze politiche? Questa è la domanda che si pone la segretaria della CGIL dopo che il comune di Belluno e di Feltre hanno ritirato il loro patrocinio.
andiamo avanti, siamo sulla sezione feltrina del Gazzettino di Belluno, dove si dà notizia della chiusura della statale 50 di Alemagna in località Busche per la necessità di ricostruire il cavalca ferrovia della zona e si evidenziano anche i cambiamenti che per i veicoli leggeri e per quelli del trasporto pubblico e dei soccorsi comprenderà la necessità di fare delle strade comunali sulle quali verrà posto anche un semaforo intelligente per facilitare il passaggio, mentre i veicoli pesanti dovranno ricorrere alle strade della sinistra Piave. Da domani fino al 15 ottobre il cantiere comporterà queste modifiche alla circolazione. Auto a fuoco a Malga Campette in comune di Pedavena. Il conducente si mette in salvo. Cede la strada, casa isolata, solo a piedi. E la cronaca viene da Santa Giustina, in questo caso le piogge, la frana in via Stavoli, poi il collasso del Torreno. Ora il comune ha vietato il passaggio verso l'ostello Altanon. La zona nella quale abita anche una famiglia è vietata. Già avviate le procedure per l'intervento di messa in sicurezza. E poi la pagina dedicata all'approfondimento della questione della diga del Vanoi, già preannunciata in prima pagina. Il rischio zero non è garantito, siamo preoccupati. Questa è l'opinione, come detto, dell'assessore Bottacin. Eccoci a Sedico. Grest da tutto esaurito, con Castello a Villa Pat. Un vero successo il gruppo estivo delle parrocchie di Sedico, Bribano, Eroe. Tanti ragazzi che hanno partecipato a gite, uscite e giochi. Domani il gran finale. Percorsi della memoria con il sentiero più sicuro. In questo caso la corrispondenza giunge da Longarone, con una variante reso accessibile il tracciato da Casso a Codissago. Al Pago, la frana e i divieti non fermano i vespisti, erano più di 300 le vespe domenica da tutta Italia. Borgo Valbelluna, oggi il via alla camminata letteraria, poi la cena. Ed eccoci in Agordino, in particolare a San Tommaso. Infarto in municipio, muore ex sindaco di Cenchenighe. William Faè è deceduto all'età di 52 anni mentre lavorava nell'area tecnica del comune di San Tommaso, dove era impiegato. Aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 2012 al 2017 a Cenchenighe, dove abitava ed era anche impegnato nel volontariato. Dal presidente della provincia Padrin al segretario provinciale della Lega De Bernardin, al presidente della BM, una raffica di messaggi di cordoglio. Le cornamuse in Agordino in memoria della regina. Appuntamento con Pio Sagrillo in 2 concerti in chiesa a San Tommaso, Agordino e a La Valle. Scarica di Sassi, escursionista ferita. Paura sulla ferrata Berti della Croda Marcora. Da un versante all'altro del Sorapis, mattina di interventi del soccorso alpino e SUEM. La zona è nota per la sua fragilità. Anziano lascia i suoi 7.000 euro in eredità al comune di Valle di Cadore. Valentino Toscani, morto nel 2023, concede anche porzioni di immobili. Approvato il piano degli interventi. E poi una notizia di sport: alle Olimpiadi insieme ai migliori del mondo. Il tecnico del Belluno Volley Matteo De Cecco ha raggiunto Parigi ieri in serata con la nazionale slovena di cui è vice allenatore.
Vorrei vedere la 4% azzurra, confida. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, iniziando la sezione dedicata alla provincia di Belluno con una notizia riguardo agli elettrodotti Terna. Anche Limana al confronto. Tante le criticità. L'amministrazione conferma la linea i sindaci battagliera. Aprire subito il tavolo per affrontare i nodi del territorio. Questa la richiesta della amministrazione di Limana. E poi una cronaca su quello che il Corriere delle Alpi definisce fuoco incrociato tra CGIL e sindaci sulla pastasciutta antifasciste. Il patrocinio dato e poi ritirato da Belluno e Feltre. Il commento della segretaria della CGIL Casanova, preoccupante, fa paura forse partecipare? Parata delle auto e mostra di foto. L'Alpe del Nevegal scende in piazza. Belluno di sera si colora con l'esposizione di immagini sulla storia della cronoscalata del Nevegal, dedicata a Mario Forlani e Renato Bombassei. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, al cui interno figura anche uno speciale dedicato alle Olimpiadi di Parigi. Ma torniamo alle notizie di carattere provinciale. Il fondo comuni confinanti per sistemare e affittare case. È la proposta che arriva dal consigliere provinciale delegato a questo tema, Alberto Peterle. Si eseguirebbero piccoli interventi in cambio di locazioni di alcuni anni. Una strada proposta per cercare di risolvere questo importante problema, che consentirebbe di mettere a disposizione di chi lo richiede, in particolare dei lavoratori che giungono da fuori provincia, delle abitazioni per consentire appunto di avere nuovi abitanti, nuovi addetti residenti in provincia di Belluno. Dolomites, patrimonio UNESCO, fuso nel design di arte e cultura. 2 settimane di mostra per le realizzazioni esposte a Palazzo Doglioni. L'associazione Borgo Piave Etici lancia il lavoro che vede il campione e aziende. Ed eccoci alla pagina di Feltre. L'orso affamato distrugge un apiario sul Monte Roncon e c'è anche una immagine dell'apiario che è stato distrutto. Ho visto il coltello, ma non il fendente. L'omicidio di Fener resta un rompicapo. Ascoltato il giovane domenicano che tentò di dividere Antonio Costa dagli imputati. E poi anche sul Corriere delle Alpi con evidenza viene trattato il tema della diga del Vanoi. La diga non è a rischio zero. Bottacin, regione preoccupata. L'assessore regionale conferma le criticità morfologiche e chiede indagini diagnostiche sul sito. Feltre, fioccano le attività gratuite per i bambini delle scuole. E il progetto Estate a Feltre è proposto dall'Istituto Comprensivo Attività di Arte, Sport, Robotica e Cultura. Cavalcavia demolito. A Busche apre la bretella a Pont. Domani scattano i lavori che dureranno fino al 15 ottobre. Transito consentito alle auto, ai bus e ai mezzi di soccorso.
pagano ancora dazi i mezzi pesanti che dovranno passare per la strada regionale 348 e per la strada provinciale 1. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Eccoci. Eccoci l'ITS si presenta ai giovani. Siamo a Borgo Valbelluna, un'alleanza tra imprese, formazione ed enti locali. Limana in Unione Montana, per la maggioranza ci sarà Mauro da Corte. Confermate le tariffe del trasporto scolastico. Non ci saranno aumenti. Notizia che viene ancora dal comune di Borgo Valbelluna. Il cementificio di Cadola dà al Follador uno spettometro e un calorimetro. Un infarto mentre lavora in municipio. È morto l'ex sindaco di Cencenighe, William Fae. Ed eccoci a Cortina. Lavori alla ex stazione. Ancora tutto fermo. Manca il via della soprintendenza. La consigliera comunale di minoranza Roberta De Zanna lo dice l'Ufficio dei Beni Culturali nella lettera a Italia Nostra, che appunto manca il via della soprintendenza. Funivia a norma. I nuovi sistemi sono più delicati ma anche sicuri. Gli impianti sulla cabina che si è sganciata sul Faloria, apparati sofisticati con i fulmini, problemi elettrici capitano. Questo il commento dopo il blocco della funivia che si è verificato domenica e che è stato risolto senza danni, se non la paura per le persone che erano trasportate in quel momento e che hanno dovuto attendere nella cabina che venissero risolti questi problemi. Oggi è naturalmente scoppiata qualche polemica, ma con la rassicurazione che tutto ha funzionato e che qualche disguido in caso di maltempo è inevitabile. E per lo sport concludiamo con questa notizia. L'Italia di Tommy Ebone sfida la Spagna. Si tratta di una notizia relativa agli europei di calcio under 19 che sono in corso, in cui appunto l'Italia affronterà la Spagna, e tra l'Italia milita anche un giovane 19enne di Santa Giustina, Ebone, che ha anche già segnato un gol nelle partite che già si sono disputate. Fin da piccolo, scrive il Corriere delle Alpi, Tommy Ebone mostrava serietà e passione. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.